Ciao amici, bentornati nella mia cucina. Tra poco entrerà in scena lui. Ci eravamo lasciati 5 ore fa, quando io dovevo iniziare a far bollire le bacche con l'acqua e lo zucchero. Hanno bollito per 10 minuti e adesso si sono quasi completamente raffreddate. Eccole qua. Comincia adesso la fase finale della preparazione del mirto. Procedo in questo modo. Ho sistemato il torchietto sopra il lavandino e la pentola dentro la vaschetta del lavandino e comincio con un mestolo a travasare le bacche dentro il mio torchietto. Le potrei anche scolare, ma io sono per il risparmio delle pentole, perché poi è vero che vengono dei video più carini, più graziosi, ma poi nella realtà ognuno di noi cerca di fare un risparmio e non di sporcare 50 recipienti per ottenere poi lo stesso risultato. Quindi piano piano inizierò a togliere le bacche e a torchiarle. Ecco, il torchietto è praticamente pieno, quindi adesso inizio la torchiatura. La prima parte l'ho già torchiata, ora vi mostro cosa è rimasto. Ecco qui, queste sono le bacche torchiate. Adesso ricomincio a riempire il mio torchietto. Ecco qua, è colmo e adesso ricomincio a torchiare. Una volta finito di torchiare, almeno la parte delle bacche che stavano in questa pentola grande, ho travasato in un'altra casseruola il contenuto e ho pulito questa pentola con della carta assorbente da tutte le impurità. Forse sono rimasti due filini, adesso li levo via. Ecco, la pentola adesso è perfettamente pulita. Passerò a mettere alla seconda operazione, e cioè mettere una foglia di Scottex su un colino e travasare il liquido ottenuto dalla prima torchiatura, cioè dalla torchiatura delle bacche che stavano nella prima pentola. In questo modo si eviterà di far arrivare delle impurità alla bottiglia. Ho travasato tutto lo sciroppo e ciò che ho ottenuto dalla torchiatura in questa grande pentola e adesso aggiungo l'alcol. Mescolo bene con un mestolo e poi passerò a imbottigliare. E il mirto è quasi finito, quasi pronto. Non è il mirto quasi finito, è tutta la lavorazione per ottenerlo. Bene, vi mostrerò il risultato tra qualche ora.